Attenzione alla pentola, ci sono anche le pentole. Cari amici di Verde Nord-Est, ben ritrovati, un saluto da Laura Ferrari, da Silvano Facco e da Placido Manoli per questa puntata che dedichiamo al Vinitaly 47esima edizione. Al Vinitaly naturalmente si beve, si bene, si bene responsabile, ma si mangia anche. Perché? Perché ci sono questi fantastici ragazzi, voi siete ragazzi di? Este? Di Este, di che cosa Del studiate? Manfredini, ristorazione. Della ristorazione del Manfredini, insomma, che saranno protagonisti allo stand della Coffee della cantina dei Colli Euganei. La rifacciamo! Alessio, rovinata la scena! Non lo so! Aspetta che bisogna truccarti a fine! Non lo so mica io, Ok, Due. Allo stand Della- dei Colli Euganei, dei no, Colli della cantina, della del consorzio cantina. dei Colli Ah, Euganei. del consorzio dei Colli Euganei, va bene. Sì, in macchina 5 volte. Ok. dormivo io. Cari amici di Verde Nord-Est, ben ritrovati, un saluto da Laura Ferrari, da Silvano Facco e da Placido Manoli. Dedichiamo anche questa puntata al Vinitaly, la kermesse è dedicata al settore del vino, ma qui si beve bene, si bene responsabile, ma non solo, si mangia anche. Come potete vedere qui siamo attrezzatissimi, ci sono i ragazzi del Collegio Manfredini che saranno protagonisti allo stand del Consorzio dei Colli Euganei, vi racconteremo questo ma tanto altro. Grazie ragazzi, siete prontissimi? Pronti? Mi dicono di sì, allora siamo pronti anche noi. Linea Silvano Facco per la sigla e poi rientriamo qui da Verona dal Vinitaly 47esima edizione. Cominciamo questa puntata di Verde a Nord-Est dalla Regione Veneto. Siamo in compagnia di Marino Finozzi, assessore al turismo, assessore regionale al turismo. Allora, ci eravamo sentiti, abbiamo avuto un collegamento insieme, assessore, in occasione del Provine di Düsseldorf. Oggi siamo al Vinitaly a Verona. Ecco, quali sono le differenze tra una fiera come quella tedesca e quella invece veneta? Beh, qui giochiamo in casa, quindi è una partita completamente diversa. Abbiamo un padiglione completamente a disposizione della Regione del Veneto, abbiamo i produttori che partecipano a questa fiera più per farsi conoscere nei mercati internazionali. Questa è una fiera italiana che si propone all'estero. Düsseldorf è una fiera internazionale dove la nostra presenza è per confermare la forza del Veneto dal punto di vista della produzione di vini di eccellenza, i vini che hanno qualcosa da dire. Progetti in cantiere, assessore, riguardo al mondo del vino, in particolare al Vinitaly, ce ne sono? È quello che io vorrei raggiungere come obiettivo a breve, è quello di mettere tutti i nostri produttori sotto l'ombrello Regione Veneto, perché credo sia un brand molto importante. Infatti ne stiamo discutendo proprio in occasione del Vinitaly con tutti i consorzi, con tutti i produttori, perché ci si possa presentare nelle prossime edizioni del Provine al Vinitaly, che già siamo abbastanza avanti come organizzazione, con uno stand regionale sotto il quale tutti i produttori si sentono in qualche modo rappresentati e in grado di farsi conoscere. Assessore, il sistema delle DOC rimane una colonna portante della nostra vitivinicoltura? Certo, dobbiamo ricordare che oltre la metà della nostra produzione, parlo di una produzione di quasi 8 milioni di ettolitri, quasi la metà è una produzione con un marchio europeo o DOC o di denominazione territoriale, quindi credo sia molto importante. All'estero l'attenzione per la qualità è molto alta, perché sappiamo contraffazioni che vogliono imitare il Made in Italy o il vino italiano sono tantissime, quindi la marchiatura per noi è motivo per farci conoscere per quello che siamo. Rinnoviamo l'importanza, assessore, tra il settore del vino e quello del turismo. Beh, è un legame fortissimo, sono tantissimi i percorsi enogastronomici che legano il territorio alle produzioni di vino. Per fare un esempio, sono circa 300 i produttori di vino che hanno la loro sede all'interno di un edificio storico, di una villa. Questa è la dimostrazione che anche per i produttori l'attaccamento al territorio è molto forte.
Quello che noi promuoviamo da un punto di vista turistico è proprio la capacità di far conoscere una realtà, una storia, una cultura attraverso anche i sapori che questo territorio produce. Assessore, sarà di nuovo in viaggio prossimamente? Tra una decina di giorni saremo a San Paolo, in Brasile, con tutti i nostri consorzi, in questo caso di promozione turistica, per far capire che il Veneto, soprattutto per il Brasile, è una terra molto vicina da un punto di vista culturale, da un punto di vista storico, e ricordando anche che lì vivono tantissime persone che hanno in qualche modo radici qui da noi. Grazie Marino Finozzi, assessore regionale. Grazie. Sono tantissimi gli ospiti qui allo stand della Regione Veneto, tra cui anche Antonella Clerici. Grazie. È un piacere averla ai nostri microfoni. Allora, centenario dell'Arena di Verona, insomma, quindi lei testimonial di questo evento importantissimo. Ma veramente inizio a sentirne il peso, perché avere sul palco Carreras, Domingo e Bocelli per il centenario dell'opera nell'Arena, del Festival dell'Opera Arena di Verona, mi sembra veramente di sognare, quindi credo che come sempre mi tremeranno le gambe ogni qualvolta entro nell'Arena, perché è un'emozione davvero forte. Qui siamo al Vinitaly, non possiamo non parlare dei nostri vini veneti, vogliamo sapere qual è il suo preferito, se ce n'è uno. Dai, io adoro il Prosecco, quindi l'Amarone mi piace molto, ma il Prosecco, devo dire la verità, come aperitivo lo trovo molto femminile e quindi quando devo prendere un aperitivo in genere amo molto questa tipologia di vino. Le bollicine vanno molto tra le donne, mi associo a questo. Antonella, e in cucina vogliamo sapere, il Prosecco l'ha mai usato? Sì, assolutamente. Io sono poi un'appassionata di risotti, quindi qui mi trovo benissimo, anche nell'uso dei vini per fare il risotto. Grazie Antonella Clerici, molto gentile, grazie. E qui al Vinitaly, edizione 47, siamo in compagnia di Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso. Naturalmente Treviso non può mancare in questa occasione, visto che insomma i vini che vengono prodotti sul suo territorio, presidente, fanno un po' la parte del leone quel Vinitaly. Ma sicuramente sì, questo al Treviso rappresenta un po' l'eccellenza nel vino, soprattutto nelle bollicine. Pensiamo al Prosecco e al Cartizze, ormai diventati di origine garantita, per cui un DOCG garantito, che rappresenta una economia importante in questo momento, ma vedo che anche la creatività, la cultura del vino sta sempre più espandendosi e cresce. Questo è un dato assolutamente positivo, perché oltre al packaging della bottiglia, che significa aggressività per i mercati esteri, oltre alla bellezza della bottiglia con espressione di etichette che vari artisti poi condiscono bene e arredano bene, all'interno continuiamo ad avere però un prodotto di alta qualità che ormai sta competendo a livello internazionale e sta anche superando i vini tradizionali storici, quelli i vini francesi che oramai stanno rincorrendo la trevigianità e stanno ricorrendo i nostri vini, le nostre bollicine, e non solo, perché dico che non è solo bollicine ma anche rossi corposi importanti che hanno dei gusti eccezionali e che sono degustati a livello internazionale ormai. Certo, il Prosecco ha fatto da apripista, ma giustamente come sottolinea non dobbiamo dimenticare anche gli importantissimi rossi che noi abbiamo. Il vino è un po' un settore in controtendenza rispetto al resto della nostra economia. Il settore del vino tiene, Presidente? Il settore del vino tiene, è l'unico settore purtroppo che è in controtendenza, purtroppo nel senso che è l'unico proprio area. Ricordiamo che assieme al vino e ai prodotti tipici abbiamo poi una positività che è quella del turismo enogastronomico. Per cui il vino, che esporta tantissimo, nell'ordine di qualche miliardo di euro, sicuramente è un'importante economia per il nostro territorio, ma diventa un'azione anche collaterale a quelle che sono altre economie importanti, dal turismo enogastronomico che cresce unicamente in provincia di Treviso rispetto ad altre realtà anche del Veneto, e tutto l'indotto che è vicino al vino, e questa è una cosa importante che darà una continuità, soprattutto anche un ringraziamento, perché noi siamo qui oggi un bel padiglione con belle bottiglie, con dei bei prodotti, però ricordiamo che potare viti in montagna o in collina, pompare contro gli insetti queste viti, raccogliere l'uva è molto molto faticoso, non possiamo mai dimenticare gli agricoltori, i contadini, che poi sono coloro l'anima di queste feste. Grazie Leonardo Muraro, Presidente della provincia di Treviso, grazie.